Sono stato a Locri, dove ormai spadroneggia l''ndrangheta, sono stato a Rione Sanità di Napoli, un tempo famoso per Totò e Edoardo De Filippo, oggi regno di Camorra, sono stato a Palermo, in Sicilia, e ad Acerra, dove ho incontrato insieme alla gente uomini di chiesa che combattono la malavita. E sono uscito da questo viaggio molto turbato e preoccupato, poiché ho colto i segni di uno scollamento profondo, drammatico, fra intere popolazioni del paese e lo Stato italiano. E ho capito che corriamo un rischio davvero grande se la democrazia non riuscirà a ridare fiducia ai cittadini con un discorso umano, concreto, civile. Abbiamo bisogno di concentrare risorse ed energie attorno a grandi progetti sociali ed economici per il Mezzogiorno. E abbiamo il dovere di mettere tanti giovani nelle condizioni di resistere alla criminalità organizzata, anche fornendo loro un salario minimo garantito. Dobbiamo però sapere che quanto avviene al Sud non riguarda soltanto il Sud, ma l'insieme della società italiana. Riguarda il Nord, dove il denaro sporco può scacciare quello pulito. E ciò non solo perché il potere mafioso si estende ovunque, ma perché si estende una maggiore insicurezza per tutti. Una maggiore debolezza per chi è già debole, per chi è disoccupato, per chi rischia lo sfratto, per chi vive con una pensione di $500.000 e un salario di poco più di 1 milione di lire al mese, per le donne sulle cui spalle pesa un'organizzazione della città in contrasto con le loro esigenze. È necessaria dunque una riforma elettorale che consenta ai cittadini di decidere i programmi, le maggioranze, i sindaci e i governi. Noi vogliamo sbloccare il sistema politico italiano, al cui centro è la DC, che è come un lago stagnante che imputridisce. Per questo bisogna avere un ricambio delle acque che renda tutto più limpido. Questa è l'alternativa. Per questo noi comunisti ci siamo messi in gioco. La Democrazia Cristiana va paurosamente a destra, lo avete visto, e noi chiediamo a tutti i cittadini un segnale di incoraggiamento, un voto contro i rischi di spostamento a destra. Per questo il Partito Socialista Italiano deve seppellire il pentapartito se vuole essere credibile come forza di sinistra, per ripulire l'ambiente, per respirare aria pulita nella politica come nelle vostre città. Vi chiediamo di votare per l'unica cosa nuova della politica italiana. Cambiate l'Italia con chi sa cambiare. Votate per questo partito che cambia, per il Partito Comunista Italiano.